d'estate di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi Ischia raccontato dal cantante napoletano Mario Maglione nell'intervista di Gio Nocchetti. Parafrasando la famosa canzone Una voce, una chitarra e un po' di luna, Mario Maglione 40 anni fa prendeva il vaporetto e partivo per Ischia, prendevo un vaporetto con un biglietto ridotto perché ero ragazzino, andavo a quest'isola meravigliosa che tutti ne parlavano. La prima immagine di Ischia che ti rimane e ti è rimasta impressa da 40 anni oggi? Quella musicale, insomma, lo scotch che lancia Ferrone, tutti questi locali dove alla fine abbiamo artisti straordinari, tipo Peppino De Capri, io vedevo fuori, si fa solamente suona desiderato, non è peccato. Ma lo scrivo e com'era l'Ischia in quegli anni? Ma prima di tutto non era caotica, era un'isola a livello umano, a livello, come dire, insomma, tranquilla, ecco, veramente, insomma, la vacanza non la poteva veramente godere, perché adesso molto traffico, siamo in tanti, siamo in troppi. E in quel periodo, vabbè, Peppino, l'abbiamo detto, era uno dei registi che poi gravitava su carri, e chi altro tu ascoltavi, dici, io... Ma un altro che mi è sempre piaciuto e continua a piacere tantissimo, Titano d'Adozione. Per buon gusto, non si scappa, il buon gusto che sembra che ha lanciato una canzone straordinaria di un festival degli anni 60 che fa così. No, ma no, non succede un potere che non ha cantato. Non è che l'ha lanciato. C'era sera, io stavo molto tempo lì, non ricordo manco dove dormivo, ma ero troppo giovane, non andavo sempre a dormirmi per strada, non dico proprio per strada, ma quasi, una volta ad un'amica, una volta dall'altra, qualche volta c'era lunghe nottate, ad aspettare un vaporetto, oppure una notte, sai, c'era un vaporetto delle 2:30. La canzone di quelle lunghe nottate con la figata, magari con la ragazza, qual era? Vabbè, ma guarda, qua a quell'epoca si poteva ancora cantare questa, ma già così, ci si credeva moltissimo negli anni 60. In attesa del vaporetto tenemmo già acquistare nel cuore. E quindi, conclusione, questo ricordo di Bruno Massino a Ischia, questa cosa, la chiamano estate, quest'estate, senza te. L'ho conosciuto nel 90, insomma, e glielo ricordavo. Ho detto, Bruno, dai, vieni fuori arancio fedone. Veramente, che bello, perché non è bravo, perché dai i soldi. Domani sera alle 21 l'Acqua Meno di Ischia, il tradizionale appuntamento con